Sapevo se l'ho fatta? Beh, finora ho trovato un twin set da paura. 5 euro. Puoi mettere 44. Beh, ma ci sarebbe il mio programma preferito, dai, di shop. Sai che senza shopping alla mattina. Ma su guarda, ma ti fanno il mio programma preferito. Sì, ma Sara, vedi, dovresti cominciare a interessarti a cose un pochettino più educative. Come shopping. No, ma mi serve il maglione, dai. Dai, quanto vuoi? 80? Vabbè dai, vado a 80. Dai, ormai è... Però, quest'ora, in un certo angolino. Mi dai patatine? No. Dai, sto morendo di fame. No. Una però buona? No. Va bene. Quanto vuoi? Soldi? Sì, 20, 50. Dai, dimmi. 50. 50? Cosa fai veramente? Ecco qua, 50 euro. Contiene pure. Oddio! Ciao! Ma sono finite! Va bene, buongiorno. Sara, vero? Sì. Ok. Quanto ha studiato? Come ha studiato? Bene, sono molto preparata. Oh, mi fa piacere. Senta, allora, partiamo dagli elementi di base. Si parla di agenda setting come conseguenza dell'influenza dei media sulla politica, sulla comunicazione politica. Che cos'è l'agenda setting? Allora, sì. L'agenda setting, sì. Vabbè, fino a una cosa. Quanto vuole? Sono queste le fatte? Cosa intende quanto vuole? Sì, quanto devo scrivere? La cifra, insomma. Vada via prima che mi avanti. Va bene, sì. C'è qualcun altro? Buongiorno. Ok, mi devi faccio vedere di che parliamo. Quando cacchio la fumate tutta? Dai, mi sa venire al supplemento dentro. Su! Spinta da me. Mettimi! Eccoci qua. Si è bevuto la bibita? Di che parlate? Papà, questo conformismo cos'è? Il conformismo è quando una persona cerca di adeguarsi agli altri solo per essere accettato. Che ne ha fatto solo uno buono. Tipo che si nota bene. Beh, proporrò un brindisi allora. All'alcol! La causa di È la soluzione a tutti i problemi della vita! Sta registrando? Sì. Ciao mamma, sono in TV! Ho detto 1000 volte di non rompermi le palle, io mi fermo. Sono innamorato di Bagdad, una ragazza promiscuità. Va bene, vado. Sì, però sembra che ha fatto strage all'internazionale comunista, si fa strage di compagni, però.